conferenza stampa per salvare la filiera della canapa. È fortemente in pericolo da questo decreto sicurezza che sta diventando legge. L'articolo 18 vieta la commercializzazione, la lavorazione e il trasporto delle infiorescenze della canapa. Siamo completamente contrari e faremo di tutto per impedire questo. Lo faremo come Europa Verde con Cristina Guarda, europarlamentare, perché ha fatto un emendamento all'interno della PAC per fare in modo che l'infiorescenza sia un prodotto agricolo, e su questo annullerebbe subito l'articolo 8 del decreto sicurezza. Siamo qua, abbiamo fatto anche una risoluzione in Consiglio regionale. Speriamo che rientri presto in discussione, che venga approvata all'unanimità. Siamo qua per sostenere i produttori, i venditori, chi nella società civile si impegna per la promozione di questo prodotto che è fondamentale, sostenibile. Il cannabidiolo non è una droga, ma è un antinfiammatorio, un rilassante che deve essere venduto in Italia come viene venduto in tutti gli altri paesi europei. Ecco, siamo qua come Europa Verde a cercare anche di creare informazione e far capire che questo provvedimento è un provvedimento ideologico, non ha nulla di scientifico, non c'è nessuna evidenza scientifica. Tra l'altro la filiera della canapa è una filiera sostenibile perché prende tutti i temi, l'edilizia, la fitodepurazione dei terreni, l'assorbimento della CO2, per cui è una pianta che è storica in Italia, sempre stata coltivata e che deve essere rilanciata, anche perché nel Veneto abbiamo una legge del 2019 che stabilisce un grande supporto per la canapa, 350.000 euro che devono essere reinvestiti, ma questo decreto sicurezza blocca anche la legge regionale, per cui questo non ci va e faremo di tutto per impedire che questo avvenga, proprio a tutela di tutti i lavoratori. Stiamo parlando dai 20 ai 30.000 lavoratori in Veneto con un fatturato di 2 miliardi, 500 milioni solo in Veneto. Noi siamo qui oggi a chiedere a questo Stato di non distruggere questo settore. Parliamo di famiglie, parliamo di 22.000 lavoratori se non di più, e queste famiglie non meritano di finire sotto un ponte per una legge, per un articolo scritto senza alcuna valenza scientifica, senza alcuna prova. Non vendiamo droga, non abbiamo mai venduto droga, siamo degli onesti imprenditori e questo articolo ha ripercussioni su tutta la nazione. Possiamo dire sicuramente che non siamo nemmeno allineati con le norme europee. L'Europa valorizza il fiore di canapa e l'Italia in questo non è allineata. E noi chiediamo solo allo Stato di ascoltarci, di appunto mettere intorno a un tavolo quelli che sono i tecnici del settore con le istituzioni e di normare una volta per tutte questo settore. Sono 8 anni che combattiamo con lo Stato in quanto vuole eliminare appunto questo settore, ma è arrivato il momento di dare una svolta. È arrivato il momento di dare una svolta, di normare questo settore e di rendere dignità a questi lavoratori. E perché il governo, secondo lei, avrebbe inserito questo articolo così dannoso per il comparto della canapa legale? Allora, in parte sicuramente per un'ideologia, c'è un gruppo di rappresentanti delle istituzioni che ha un'idea totalmente sbagliata di ciò che è il nostro lavoro e di cos'è la canapa industriale. L'altro motivo per il quale credo sia stato introdotto questo articolo è un voler fermare un fenomeno che era iniziato 8 anni fa, e ha preso sempre più piede. Noi in modo passivo abbiamo fatto avvicinare le persone a questa pianta e il governo di questo e lo Stato, i rappresentanti dello Stato hanno un po' paura, diciamo, ok? Perché poi credono che si passi da una cosa all'altra, quindi dalla canapa industriale alla canapa con THC, ma non è proprio così. E quindi credo che siano questi i motivi per il quale il governo abbia fatto così. Una parte ideologica e una parte per una paura cieca che non vuole affrontare argomenti e discussioni in materia.